Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina. Conferenza stampa presso il Centro Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura per la presentazione del 30° volume dei risultati sperimentali 2021 nei settori orticolo e floricolo. Seguiamo l'evento e sentiamo i protagonisti della giornata. Nicola Dell'Acqua, direttore di questo centro sperimentale. Prima domanda, cosa fate in questo centro sperimentale? Allora, questo è uno dei rari casi in cui università, sperimentazione scala 1-1 e organizzazione di produttori si incontrano. In questo centro cerchiamo di far vedere all'organizzazione dei produttori e agli agricoltori come si devono fare le coltivazioni, come si devono preparare i campi per accettare alcuni tipi di coltivazioni. Ora ci piace dire anche che in questo centro si sbaglia al posto degli agricoltori. Facciamo delle prove, se le prove vanno bene vengono recepite da tutta l'organizzazione dei produttori, se sbagliamo state attenti a non fare così. Ecco, in un momento che si parla di sinergia, di fare squadra, quanto è importante fare squadra con gli agricoltori e quanto gli agricoltori, specialmente di questa zona, recepiscono queste esigenze? Guardi, è molto importante fare squadra. Le dico una cosa, le programmazioni che vengono svolte all'interno di questo centro sperimentale non vengono date solo dall'università che fa gli studi. Qui vengono recepite le istanze delle organizzazioni di produttori, cioè l'agricoltore che ha coltivato alcune frutte, alcune verdure, in questo caso stiamo parlando soprattutto di verdure, ci dice abbiamo trovato delle difficoltà, stiamo riscontrando delle difficoltà, aiutateci a risolverle. Quindi il nostro compito è quello di aiutare ogni singolo agricoltore. Ecco, questa esigenza di crescere, di fare sperimentazione, la trova in tutte le fasce degli agricoltori o solo nelle nuove generazioni? No, qui è 30 anni che facciamo questo lavoro, in tutte le fasce degli agricoltori. L'agricoltura veneta è un'agricoltura moderna, anche quelli che fanno da tanto tempo floricoltura, orticoltura, sanno benissimo che a Po di Tramontana trovano dei prodotti assolutamente d'eccellenza e dei sistemi di coltivazione assolutamente di eccellenza. Mi ricordo che l'agricoltura veneta ha necessità di giovani, ma è sempre stata un'agricoltura moderna. Due eccellenze insieme, il mercato ortofrutticolo di Lusia, il mercato ortofrutticolo di Chioggia, cercare l'eccellenza, cercare che il prodotto possa essere riconosciuto come eccellente e naturalmente venga pagato come eccellente. Quanto è valutato dal punto di vista anche economico il vostro prodotto? È importante che ci sia lungo la filiera e quindi per arrivare alle tavole del consumatore un'equa distribuzione dei valori, perché altrimenti qualcuno specula sul prodotto e sulle eccellenze. Poi è chiaro che il radicchio di Chioggia viene sfruttato più da chi non potrebbe invece utilizzarlo e da altri invece che non possono affiancare la parola chioggia al radicchio stesso, perché comunque è una parte importante per valorizzare poi il prodotto che viene venduto. Mi spiego meglio, noi produttori siamo in pochi, così come sono pochi i confezionatori del radicchio. Invece il radicchio tondo rosso viene prodotto in tutto il mondo, viene chiamato spesso e volentieri in maniera erronea chioggia, ma lo fanno per valorizzare questa eccellenza. Ecco, noi non sappiamo sfruttare nel nostro territorio questo processo che abbiamo iniziato una ventina di anni fa, abbiamo avuto il riconoscimento europeo, però non lo sfruttiamo nella giusta misura. Oggi abbiamo iniziato la produzione del radicchio, chi produce il radicchio di Chioggia IGP e chi produce e conferisce il radicchio rosso tondo. Vale gli stessi soldi, non ci sono differenze. Oggi abbiamo cominciato bene, abbiamo ovviamente i limiti dei costi di produzione che sono molto lievitati rispetto a una stagione fa, perché poi noi produciamo in maniera stagionale, quindi massima attenzione perché non si può più vendere sotto costo. Le aziende agricole, e l'abbiamo sentito oggi, sono molto a rischio. Ecco, grande distribuzione che colpe ha per quanto riguarda questo processo di abbassare i prezzi? No, la grande distribuzione non ha colpe, se non quella di avere un peso e un potere, come dire, di confronto con la filiera
molto, molto forte. Probabilmente siamo noi che dobbiamo riequilibrare questo potere contrattuale con la GDO. Ci si lamentava mesi fa che la GDO vendeva il radicchio a 3 euro, mentre alla produzione lo si vendeva a 10 centesimi. Ecco, se la GDO lo avesse abbassato a 99 centesimi con delle offerte, oggi sarebbe molto più complicato per noi riequilibrare questo valore. Oggi la grande distribuzione vende ancora a 3 euro e noi oggi l'abbiamo venduto a 2 euro. Sono i margini di quell'equo valore che dicevo prima. Quindi bisogna essere alleati, avere più potere. L'aggregazione dei produttori sarebbe uno degli elementi fondamentali, bisogna creare le condizioni che questo ci sia anche sotto l'aspetto del supporto istituzionale della Regione Veneto. Ecco, detto questo, i prossimi eventi che riuscirete a fare sia con Chioggia e Lusia, e soprattutto ci sarà poi un collegamento tra i vostri due mercati? Sì, quest'anno, come anche nelle passate edizioni, Lusia sarà presente al prossimo MAGFRUT dal 4 al 6 di maggio a Rimini. È un evento importante, primo nazionale, è una fiera specializzata del settore ortofrutta. Quest'anno, assieme al mercato di Lusia presente nell'area Lusia Espone, ci sarà anche il mercato di Chioggia. È un primo passo verso anche una forma di collaborazione che già comunque da anni continua ed è un dato di fatto anche nelle attività promozionali fatte assieme per quanto riguarda i consorzi, e una continua comunicazione e confronto di tutti i giorni, che avviene tutti i giorni. Siamo due mercati molto simili tra loro, perché comunque siamo mercati legati al mondo della produzione locale, pur avendo prodotti diversi, forme di commercializzazione diverse, però ci accomuna il fatto che siamo mercati alla produzione e assieme saremo presenti a questo evento. In aggiunta a quello che ha detto Rossano, noi desideriamo, non so come definirlo, che ci sia una forte riorganizzazione del sistema dei mercati, altrimenti la diminuzione dei mercati avverrà in maniera molto naturale. Il nostro territorio è orfano di un mercato, è quello di Rosolina, no? Bene, questo spirito di aggregazione, questo spirito di collaborazione deve essere da esempio a creare delle collaborazioni a più ampio respiro in tutto il Veneto.